Ciao amici di Archeosarbus, sono tornato in Sardegna. Non poteva mancare la prima passeggiatina vicino a casa. Siamo lì a Speciosa, qua nella località Ispilastrus o Punta Madao. Oggi andiamo a vedere una Domus de Janas, denominata di Punta Madao, ma non c'è solo quello, c'è anche tutto un villaggio intorno. Vi farò vedere cosa si trova. Il sentiero è molto semplice. È una bella strada che viene utilizzata dai pastori per passare da un terreno all'altro. Questa è una zona molto ricca di testimonianze del passato, testimonianze molto antiche che dovrebbero risalire al Neolitico. Ed ecco lì Punta Madao, la vedete? È quella collina la cui vetta e si vede meglio da qui. Anche oggi c'è vento. Martino mi ha detto che da un po' di tempo che fa sempre questo clima ventoso forte. Superati il valico di questo sentiero si vede lì a Speciosa, è il suo silos, il Monte Sette Fratelli, e poi questo palo dell'elettricità. E adesso si sale. Dalla parte opposta di questa collina abbiamo un'altra Domus de Janas, o quello che parrebbe. Sembra quasi un inizio di Domus de Janas. È denominata Domus de Janas de Isirbonis. Oggi non so se faremo tempo ad andarci, però non è tanto lontano. Molto molto particolare. Vi racconto la mia breve storia riguardante questa tomba ipogeica. Mia madre ha detto: guarda che io da piccola vicino a casa, a Speciosa, giocavo sempre in quella che noi chiamavamo la grotta di Santubilimu, Saruta de Santubilimu, che è una delle grotte denominate insomma, Domus de Janas denominate qua in zona Saruta de Santubilimu. E allora, dalla curiosità, è iniziata la mia ricerca. Gira e gira e rigira. Sono passato da un versante da una parte, versante dall'altra. Siamo andati a chiedere con mamma alla persona che abita qua sotto, e con gentilezza ci ha spiegato come arrivarci, ma anche dove trovare anche altre cose. Quindi ci ho impiegato diverse salite prima di riuscire ad arrivare. Ci siamo quasi, 10 minuti di camminata e si è su. Ecco la Punta Madao. Allora, preparatevi, siamo quasi arrivati. Adesso, dopo questo costone roccioso bellissimo, troviamo un muro che chiudeva sicuramente la zona, e poi la tomba. Sono vicinissimo, non sono lontano. Qua i segni del passaggio dell'uomo sono tanti, ed eccoci qua, sono arrivato. Siete pronti? Guardate qua che bellissima roccia è questa. Poteva essere un'altra tomba, e chi lo sa. Guardate qua, questa è tutta una roccia lavorata dalla natura ma anche dall'uomo. Siamo arrivati. Guardate qua che bello, si sente già il riverbero della tomba ipogeica, si vede benissimo qua la dromos, l'ingresso, con questa sorta di piccolo canale, poi una vaschetta e poi l'ingresso nella roccia a forma di esagono, bellissimo, e poi questi grafi intorno all'ingresso, come una sorta di disegno fatto sulla roccia, ma poi quelli che sembrano delle panchine per sedersi e vegliare davanti alla tomba. È arrivata l'ora di entrare.
scavata sul granito, nel granito, con 2 cellette. Adesso io sono entrato nella prima cella e vedete non è grandissima, diciamo 1,20 m, 1,30 m di profondità. E poi c'è una seconda cella che è questa. La cella che è più grande ma è completamente buia. Adesso proverò a illuminarla. Entriamo dentro la cella illuminata. Questa cella è larga più di 2 metri, sentite che bel riverbero qua dentro. È alta non credo più di 1,10 m. E devo dire che è una delle più grandi qua del nostro territorio, con questa cella così ampia. Guardate qui, uno strano foro nella roccia. Vediamo se con l'illuminazione si vede qualche colore, ma qui sono passate veramente tante persone, tra cui anche mia madre e i suoi amici. Spettacolare. Eccomi. Sono all'interno della cella principale, la cella dove il defunto dormiva per il suo sonno eterno. E vedete che non è piccolissimo, ma qua il riverbero è veramente tanto. Ecco cosa si vede dalla cella. Guardate qua. La vista su tutta la valle di Olia Speciosa fino a Castiadas. Particolare questo intaglio, vedete? Non sembra una cosa naturale, cioè almeno a mio parere, poi chi lo sa. Sembra come se ci fosse un canale che dalla zona superiore portava magari l'acqua sotto. Adesso sono sopra l'ingresso della tomba di quello che è. Comunque sarebbe molto interessante ripulire tutta la facciata di questa Domus de Janes. Continuo con la mia piccola perlustrazione. Io conosco benissimo questo sito, ma secondo me c'è ancora tanto da esplorare. Sono delle rocce molto particolari che adesso voglio farvi vedere. Sicuramente è molto interessante la tanta presenza della terracotta. Guardate qui, come se ci fosse stato un forno per la cottura della terra. Queste sono piccole parti dei resti della produzione delle terracotte. Ce ne sono veramente tante. Non ci sono pezzi di vase e lame, ma ci sono pezzi di questi scarti. La Domu è esposta precisamente verso sud-est e proprio su questa facciata qua si trovano altre cose, tra cui il villaggio. Continuano queste rocce con probabilmente dei fori naturali, ma poi ritoccati, chi lo sa. La cosa che posso farvi vedere è che qua c'è una sorta di muro, e poi questa roccia, un muro di crollo dall'alto ha portato tutte queste rocce qua in questa zona. Però guardate questi, guardate questi fori, che belli. È un piccolo fico d'India che è nato proprio all'interno della roccia. Guardate questi fori, sono veramente interessanti per farvi capire la dimensione. Guardate, tutta la mano, quasi tutta la mano. Questi sono un po' più piccoli, qui sono foretti un po' più piccoli.
Guardate questo. Questa è veramente una bella roccia, una bella roccia da condividere. E il panorama su Costa Rei, Montenai, Samodizzi, Sciuscio, Monte Ida. Alla fine ci sono cascato anch'io a dirveli tutti. Adesso mi dirigo nella parte superiore di questa punta, quindi al di sopra della tomba ipogeica, e andremo a vedere il villaggio. Oggi passerò dal lato nord-est e si vedono già dei segni, credo, di quello che poteva essere un muro, ma poi guardate qua, una costruzione. Guardate questi massi, veramente grandi. A me non sembrano messi casualmente, cioè nel senso sembrano messi uno sopra l'altro intenzionalmente. Ok, siamo di nuovo nell'area superiore, al di sopra della tomba, e guardiamo la cima di questa collina granitica. E poi giù in basso si vedono delle strutture in pietra, forse non visibili a tutti, ma se state attenti si vede che sono delle pietre accostate una vicino all'altra, che sembrano avere fossero delle basi delle costruzioni. E continuiamo qui, guardate qua, con dei muri all'interno, delle rocce che sembrano modellate dall'uomo, come questa. Guardate questa. Abbiamo un seggiolone con un vascone al di sopra. Cosa dite? Guardate qua. Qua è una sorta di seggiola. Una sorta di seggiola e tutte altre rocce intorno che sembrano modellate dall'uomo. Vedete qua, guardate. Questa sorta di seggiolone, la prima volta quando l'abbiamo vista con Martino ho detto questo era un piccolo trono. Guardate qua. Guardate com'è tondeggiante, veramente interessante la dimensione di questo bacile, che poteva essere logicamente naturale, ma poi, visto che siamo proprio all'interno del villaggio, chi lo sa che utilizzo poteva avere. Seduto su questo bellissimo seggiolone, io concludo questa puntata di Archeosarrabus. Spero che le informazioni date vi siano piaciute, spero che il sito vi sia piaciuto. È un sito sicuramente da valorizzare, da riportare alla luce, perché qua in zona di Domus de Janos così belle ne abbiamo poche, ma vedrete nei prossimi episodi che non c'è solo quello, non c'è solo questa tomba e non c'è solo questa Domus de Janas, ma c'è tanta altra roba. Seguiteci su tutti i social, condividete i nostri contenuti e ci vediamo alla prossima. Ciao da Marco.